Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, allarmi, arrivano i fascisti sui trattori. Questa è la reazione media, diciamo, del progressista medio, che ormai è un tipo umano indistinguibile, che sieda sui banchi del Consiglio Comunale nelle file del PD o che stia nei centri sociali antagonisti, è sempre lo stesso tipo umano e ha sempre questa reazione di fronte all'evento di sabato della Lega e dei patrioti europei che si ritroveranno a Milano alle ore 15 in Piazza Duomo per rivendicare un'agenda legittimamente, crediamo, alternativa all'andazzo eurocratico delle classi dirigenti del continente. E ci sono queste due figure, cioè i fascisti e i trattori, che per loro signori diventano i fascisti sui trattori, una sorta di assalto di camicie nere al cuore di Milano, come se fossimo nel 1926, non nel 2026. E sono appunto i due tipi umani. Lo spettro dei fascisti riguarda la bolla isterica della sinistra. I trattori concreti sono quelli dove ci sono persone concrete, lavoratori concreti, eroi quotidiani che si dibattono nella trincea dell'economia reale. Questa è la differenza proprio percettiva però, rispetto a quello che andrà in scena sabato. Cominciamo dall'isteria della bolla. Ha cominciato ovviamente il PD chiedendo addirittura che si impedisse l'evento, proprio come se fossimo sì nel 1926, e poi si è unito tutto il mondo dell'antagonismo milanese. Centro sociale Il Cantiere, teniamo pulita la città da razzisti e fascisti, Milano è migrante, partigiana e antirazzista, e come se fosse Antani potevano aggiungere, visto il livello da supercazzola dell'argomentazione. Ci sono poi quelli del centro sociale Lambretta, storico centro sociale milanese, che come dire ha rapporti abbastanza collaudati con quel club di galantuomini che si chiama Ascatasuna. I patrioti europei si raduneranno a Milano in un ripugnante comizio in Piazza Duomo, nella capitale della resistenza partigiana. I neofascisti, nota bene, nessuno dei movimenti che si ritroverà a Milano ovviamente si definisce neofascista o porta avanti istanze neofasciste, ma non vogliamo turbare con la realtà questa bolla isterica. Invocheranno odio, razzismo, repressione, militarizzazione, suprematismo. C'è una serie di parole d'ordine preconfezionate messe tutte in fila alla rinfusa perché tanto servono a solleticare l'unico istinto squadrista che c'è oggi nel 2026, quello del mondo antagonista, del mondo dell'estrema sinistra, che ormai traina anche la sinistra istituzionale per caso e che minaccia di accerchiare il corteo, impedire il corteo, parole d'ordine a tutti gli effetti squadristi. Quindi c'è il fascismo immaginario e il rischio fascismo attuale, che è sempre solo quello dei professionisti dell'antifascismo. Poi c'è la realtà del corteo, che insomma ci ostiniamo a considerare non un dettaglio. Corteo che inizierà da Porta Venezia fino a Piazza Duomo e sarà aperto e chiuso da agricoltori coi loro trattori, e non da squadracce col manganello, da agricoltori coi loro trattori. Ci saranno 20 trattori in rappresentanza del mondo agricolo e dei contadini, che è un mondo dove storicamente si manifesta tutta la differenza tra l'agenda di Bruxelles e l'agenda alternativa che chiederanno i partiti, i movimenti, le persone che saranno in piazza sabato. Ricordiamo che le stanze eurosovietiche di Bruxelles hanno pensato seriamente, per esempio, di dire ai nostri agricoltori quale percentuale del loro terreno poteva essere adibita a scopi coltivabili, come e quando fare la rotazione delle colture. Addirittura si è normato il diametro di alcuni ortaggi a tavolino, c'è sempre un versante comico anche nei drammi.
I nostri agricoltori sono tra le prime vittime del caro dell'energia, dell'impennata dei prezzi, del caro carburante, che è una delle emergenze di oggi, una delle ricadute concrete della crisi bellica, che col fascismo c'entra meno dei cavoli a merenda. I nostri agricoltori sono tra i primi imbrigliati da quelle follie che si chiamano patto di stabilità, che si chiamano Green Deal, tutte quelle costruzioni ideologiche fuori tempo massimo. Peraltro il patto di stabilità è stato formalizzato nel 1997, in un altro mondo, in un'altra era geopolitica, quando si pensava che il conflitto anche militare, no, fosse abolito dalle vicende umane, ci fosse solo l'amministrazione dell'esistente in capo appunto alle strutture internazionali. Insomma, follie, e loro sono tra i primissimi a pagare nelle loro vite, nei loro portafogli, queste eurofollie. Questa è l'agenda reale. E poi invece per qualcuno, questi agricoltori che apriranno e chiuderanno il corteo sul trattore sono i nuovi fascisti. Dite un po' voi, ricavate un po' voi la conclusione dove stia oggi la lucidità. Grazie a tutti.